vai. Prego. Vai tu, dai. Però anche dal punto di vista personale, che cosa significa la Tempesta Vaia e da dove è nata poi questa idea? Tempesta Vaia è stata una sensazione molto forte perché vivendola da vicino, noi abitiamo là vicino, sentendo il rumore che fa la foresta quando è sollecitata a questi eventi è molto forte, un'emozione molto forte. Dopo andare in foresta il giorno dopo, 2 giorni dopo siamo andati su a vedere, renderci conto di quello che era successo. Chiaramente, come dicevo prima, da Veneto cominci a ragionare, ok, è successo, adesso cosa facciamo? Troviamoci un attimo, decidiamo, dopo partiamo, operiamo. Questa è, diciamo, la concretezza della cosa. Ha deciso di rimboccarsi le maniche con la sua azienda che ha condizioni di mercato, anzi è fuori mercato. Sì, questo immagino che possa essere visto strano per un imprenditore, però per me è come dire sponsorizzare una squadra di calcio, sponsorizzare qualcosa. Per noi gli assi di consiglio rappresentano circa il 10% della totalità del nostro ciclo d'affari, di tutto quello che produciamo. Quindi andare a pagare di più il 10% è solo una decisione di sponsorizzare o meno il nostro territorio. Io sono di qua e quindi sponsorizzo il mio territorio e cerco di andare avanti, di ricreare, di far rinascere la foresta. Il rapporto con Veneto Agricoltura? Ma direi che con Veneto Agricoltura ormai da 10-11 anni, entriamo nell'11° anno, è stato bellissimo perché abbiamo condiviso un progetto di recupero della foresta che era in quel momento, nel 2009, era veramente lasciata ormai a se stessa e comunque bisognava tagliare e curarla, e quindi curarla per bruciarla era assurdo, per utilizzare il legno per bruciare era assurdo. Quindi quando abbiamo proposto questo progetto abbiamo fatto le prime prove per vedere com'era il pavimento in legno, come veniva. Quando ci siamo resi conto che questo aveva una grande caratteristica tecnica e anche di estetica, siamo partiti a sprombattuto insieme e abbiamo fatto una strada veramente importante. Quindi a questo punto il Cansiglio diventa un brand, cioè avete utilizzato il bosco come un brand per voi? Questo è stato proprio quello di sponsorizzare una squadra. Abbiamo sponsorizzato il Cansiglio, è diventato il nostro brand. Diciamo che il Cansiglio è la nostra squadra di pallone, non so, per gli altri il Milan, per gli altri l'Inter, per noi è il Cansiglio. Grazie.